Pedemontana Veneta prosegue a ritmo serrato il lavoro su quella che è stata definita la più importante infrastruttura a livello nazionale, novità a breve. Contiamo entro il mese di maggio di aprire questo importante tratto da Bassano a Montebelluna. Gran parte dei lavori sono stati fatti e mancano ancora alcuni interventi che hanno avuto dei ritardi a causa dell'approvvigionamento del materiale, proprio perché viene dall'estero e quindi ci sono state una serie di difficoltà a causa Covid, però contiamo insomma entro breve di aprire questo importante tratto che permetterà ovviamente di collegare sempre più tutta l'area del Bassanese con il resto del territorio veneto. Massima attenzione ai punti critici che interessano la nuova arteria autostradale. Abbiamo la galleria di Malo dove è già stata sfondata a nord e si sta lavorando adesso a sud, ma manca veramente poco. E poi abbiamo il grosso problema della galleria di Castelgomberto e anche qui ci vorrà circa un altro anno di tempo per arrivare alla conclusione dei lavori. E poi abbiamo la difficoltà degli innesti sia da Spresiano ma anche gli innesti verso il casello di Montecchio Maggiore, ma contiamo nel giro insomma di breve di trovare un accordo, di chiudere e quindi di collegare quanto prima questa importante infrastruttura. Contestualmente verrà rivista e ristudiata anche tutta la viabilità minore. Si sta lavorando su diverse idee, pensiamo solamente anche al problema di Rosà e su questo si sta lavorando attraverso un tavolo che è stato avviato dall'assessore De Berti assieme all'amministrazione comunale per superare questa difficoltà, ma anche tante altre situazioni che abbiamo un po' lungo tutto il tratto della Pedemontana, perché ovviamente è una nuova strada e per quanto poco ha un impatto anche sui territori che la attraversa.